L'11 novembre, assieme al gruppo Origini Contadine, abbiamo rievocato la tradizione del fare San Martino e ora vi spieghiamo di cosa si tratta. Da San Martino finiva il contratto agrario e si erano costretti anche a spostarsi. Tutti i buoni, da San Martino ti sfiava via da un'azienda all'altra perché inceppava troppa confidenza nell'azienda. Quindi andava su un'altra azienda e faceva 6 mesi di attività un po' serie e dopo cominciava a avere ancora un po' di confidenza che si attoveva perché mancava anche da mangiare e ricambiava, ogni anno cambiava, fare San Martino di più. Allora qua è praticamente tutta un po' della nostra casa, il buffetto del letto, il quadro, abbiamo i salami, tra poco faremo quei nuovi, qua che morbi, dov'è però dentro qua, e a paia per il fermentò, la bilancia per pesare, avanza e un po' di robette, ecco. Questa è un po' la nostra robetta da portare nella prossima azienda. E tu conoscevi questa tradizione? Allora raccontacelo nei commenti.